Bentrovati sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, bentrovati sullo spazio dedicato allo sport, quello appunto venetoglobe.sport se vogliamo, anche se il punto sport non c'è, ma è soltanto l'angolo dedicato alle notizie sportive del giorno. Canale invece 813 del digitale terrestre per quanto riguarda la provincia di Belluno per il momento, in attesa di ampliare il nostro servizio a tutto il Veneto, parlando dello sport trevigiano e delle province del nostro Veneto. Andiamo ad iniziare con le principali dall'estero e dall'interno. Cominciamo dalla pallavolo italiana, quella maschile, che sta giocando e disputando il suo mondiale in Italia e in Bulgaria. Sono due le location, diciamo così, e questa sera, dopo aver visto da spettatori ieri sera il match tra Belgio ed Argentina, conclusosi 3-1 per la formazione di Anastasi che ha battuto il maestro Velasco. Bene, dicevo, dopo aver assistito a questa gara per la squadra di Blengini è l'ora di ritornare in campo. Lo faranno ancora contro il Belgio. Sempre per il volley, però nel campo femminile, attesa mondiale anche qui per l'Italia di Mazzanti, che inizierà comunque il suo tour il 29 di settembre. Mazzanti ha intanto confermato le 14 convocate e confermate, comprese le 3 pantere che sono Danesi, Silla e De Gennaro. Intanto domani amichevole contro l'Olanda per l'Italia di Mazzanti, una Olanda che non ha convocato la De Cruyff, che ora con molta probabilità continuerà la sua preparazione in casa Imoco. E a proposito di Imoco, adesso andiamo subito a casa Imoco per scoprire anche le nuove, e allora le nuove giocatrici. Gaia Moretto è una di queste, la centrale dell'Imoco. Eccola. Cos'è che hai scritto su Instagram stamattina? Sono pronta a perdere l'uso delle gambe, una cosa del genere. No, vabbè, era una battuta perché di solito in preparazione è dura, è il momento un po' più duro fisicamente perché bisogna riprendere, ricominciare e quindi siamo pronte. Io sono pronta a iniziare carica, anche a soffrire un po' all'inizio perché è normale, ma sono carica. Qualcuno la conoscevi già, ma qualche bel mostro sacro, insomma, l'hai vicino questa sera? Certo, sì, questa sera iniziamo a lavorare veramente, io inizio a lavorare veramente con gente forte, gente esperta, da cui non vedo l'ora di imparare e certo, spero tantissimo, dovrò essere brava io a prendere tutto quello che queste atlete possono dare. In un ruolo anche un po' tosto? Sì, sicuramente, sì, ma l'obiettivo è mio è di crescita grossa e quindi voglio lavorare tanto, provare a crescere il più che posso, mettermi alla prova e imparare da ogni situazione che si proporrà quest'anno. La squadra si chiama Conegliano, ma in realtà tifosi da tutto il nord-est. Con te potrebbe arrivare qualcuno in più da Veneto orientale e Friuli, no? Mi auguro, sì, io sono di qui vicino, quindi mi auguro di poter portare, vabbè, che tifosi qua di sicuro non mancano, è il tifo più bello d'Italia, c'è un motivo, però io essendo da qui, insomma, la mia famiglia, i miei amici, le persone che mi vogliono bene sono molto felici perché potranno seguirmi più da vicino. Insomma, Gaia Moretto ha le idee ben chiare, dovrà imparare e assorbire di tutto e di più dalle giocatrici che ha davanti, che ha in squadra, come vi dicevo, appunto dei mostri sacri. Andiamo e rimaniamo anzi sempre in casa Imoco perché vogliamo continuare la chiacchierata con il presidente Piero Garbellotto che abbiamo sentito l'altro giorno nella prima parte, adesso la seconda parte dell'intervista ci parla tra l'altro anche del rapporto con il mercato giapponese. Sentiamo. In virtù di quello che si diceva, anche l'arrivo della giapponese e questo mercato che si è aperto, Maschio confermava che prima si è puntato sulla qualità tecnica della giocatrice e poi a quello che potrebbe tirare.
Quello assolutamente. Dopo, per come ho avuto modo di conoscere il mercato giapponese, diciamo che riuscire a creare sinergia tra sport e aziende è molto molto importante. Io avrò dei giapponesi qui a fine settembre e il fatto che abbiamo preso una giocatrice giapponese già ci fa porre in un modo completamente diverso, perché è un popolo dalle lunghe tradizioni, molto orgoglioso e sicuramente questo può aiutare a creare delle sinergie. Abbiamo visto che l'articolo del consorzio del Prosecco e quant'altro, quindi questo fa capire quanto è importante cercare di essere una squadra locale e quindi radicata nel territorio ma con un respiro un po' internazionale. Okay. Sappiamo che lei è lievemente scaramantico, questo è il 7° anno. Siccome non sono sposato non mi tange tanto. C'è un grande giocatore dell'Assisi che diceva che non c'è niente che porti più sfiga di giocare male. Io credo a questo, di solito noi non facciamo grandi proclami, non l'abbiamo mai fatto, questo per quale motivo? Perché sappiamo che poi è difficile, cioè, quando si dà una parola bisogna portarla a termine, pertanto pensiamo solo a lavorare adesso. È chiaro che poi tutti quanti nel cassetto abbiamo i nostri sogni e tutti quanti nei cassetti abbiamo le nostre speranze magari di vincere qualcosa. Aspetti a sposarsi all'8° o al 9° anno, per caso? Mio padre si è sposato a 56 anni, la mela non cade distante dall'albero. Bene, con una serie di battute abbiamo concluso questo speciale dedicato a Piero Garbellotto, presidente appunto insieme al copresidente maschio dell'Imoco. Come abbiamo ricordato all'inizio, amichevole sabato pomeriggio 16:30 circa, chiamiamo l'allenamento congiunto con le giapponesi della Isamitsu, speriamo di aver pronunciato in maniera esatta. Lasciamo il volley per passare al basket, un basket italiano che si ritrova al Paladozza con 2 bei appuntamenti. Il primo domani per quanto riguarda la nazionale italiana che affronterà la Polonia per le qualificazioni mondiali. Il secondo è il giorno dopo, sabato, sempre al Paladozza, derby bolognese tra Virtus e Fortitudo per un amichevole, per un torneo. Andiamo a parlare di calcio, Serie A che ritorna in campo dopo la pausa della Nation Cup e della Nazionale, ritorna in campo sabato con il primo incontro. Inter-Parma si gioca alle 15, mentre Napoli-Fiorentina alle 18:30 e Frosinone-Sampdoria si gioca alle 20:30. Domenica poi le altre gare e il posticipo sarà Spal-Atalanta lunedì. Anche la Serie B riattacca con un Cittadella più galvanizzato che mai e felice perché gli abbonamenti stanno andando alla grande, il pubblico li segue, i tifosi pure e diciamo che il Cittadella è al comando con 6 punti a punteggio pieno in questo inizio di campionato. Prossimo turno sabato con l'anticipo tra Venezia e Benevento. Anche i campionati di casa con la Serie D, finalmente si muove anche la Serie D insieme alla Serie C, insomma finalmente si mettono in moto. Il Montebelluna è stato inserito nel girone C a 18 squadre con una serie di squadre piuttosto impegnative sia del Trentino, della Lombardia che del Friuli Venezia Giulia. La prima giornata vedrà il Montebelluna in trasferta ad Este, esordio casalingo poi il 23 settembre contro la Friulana, il Chions. Diamo un'occhiata al nostro campionato, quello di eccellenza, il girone B, seconda giornata che vedrà queste gare: Istrana Eclisse, Liventina Mestre, Luparense Tombolo, Porto Mansuelia Piave, Treviso Real Martellago, Union Pro Giorgione, Union San Giorgio Sedico Calvino Ale, Vittorio Veneto Union QDP. La scorsa settimana aveva riposato il Mestre, questa settimana riposa il Nervesa della Battaglia. Andiamo in promozione, girone D con la seconda giornata anche qui, Città di Caorle e Lovis Spresiano. Il match della giornata è sicuramente Conegliano Prodeco Montello, poi Cornuda Favaro, Fontanelle Vazzola, Fossalta Villorba, Giulia Sagittaria Noventa, Opitergina Portogruaro, ZTLL Sinistra Piave Vedelago. Lasciamo il calcio e passiamo al basket. La TVB, Basket Treviso, ha avuto una settimana e sta avendo una settimana piena di impegni per gli uomini di Menetti che ieri sera a Montebelluna contro la Tezenis Verona hanno vinto per 87-74. Seconda vittoria in questo precampionato. I progressi maggiori sono giunti dal gioco difensivo, poi bene Barnett, Chillo e Antonutti, i più in forma sicuramente.
Imbrò è uscito per un colpo ad una mano. Ora si continuerà con il classico torneo di Caorle nel fine settimana, 15 e 16, con Reyer Venezia e 2 compagini straniere, e in effetti si comincia subito sabato con la prima gara tra Bamberg e Treviso, a seguire la Reyer contro il Saratov, il giorno dopo le finali. Trasferiamoci sulla Ruker Sambe, campionato di Serie B che seguiremo attentamente quest'anno. Domenica mattina sarà presentata alla squadra, alla stampa e ai tifosi che converranno in centro a Conegliano nell'ambito dell'Expo Auto e Moto presso lo stand espositivo della Gidauto di Conegliano. Esordio per quanto riguarda la Ruker in trasferta il 7 ottobre a Lecco, in casa invece il 13 ottobre contro l'Urania Milano. Adesso parliamo di rugby perché sicuramente il Benetton in questo periodo è sulla bocca di tutti, 2 vittorie, punteggio pieno, è la prima volta che succede, ma soprattutto succede in questa Pro 14, un grande calendario e un grande naturalmente torneo. Dopo la prestigiosa vittoria in casa a Monigo contro i Cardiff Blues, finale di altri tempi con meta e trasformazione di Tommaso Allan, oggi siamo ritornati alla Ghirada e abbiamo incontrato Tommaso Benvenuti, uno dei protagonisti. Con Benvenuti per parlare, siamo già a metà settimana, già stiamo pensando alla prossima gara, quella con gli Scarlets. Metabolizzato quello che è successo, questa splendida vittoria, tutto bene? Sì, di sicuro ha fatto morale, insomma il clima è giusto, è buono e c'è molta positività. L'importante è ovviamente come al solito non focalizzarsi su quello che abbiamo fatto, ma pensare sempre alla partita dopo per ripetere il risultato. Scarlets, un avversario ostico, l'anno scorso l'abbiamo incontrato molte volte e l'abbiamo trovato sia in Coppa che in campionato. Ci stiamo concentrando sia sui loro punti deboli ma anche sul nostro gioco, quindi perfezionare quello che non è andato bene contro Cardiff, e stiamo preparando la partita abbastanza con buoni propositi. Non vogliamo sapere quello che è successo il dopo partita di sabato scorso, però cosa vuol dire aver vinto in questa maniera, poi tra l'altro supportati dal pubblico e con 2 vittorie all'inizio campionato? No, è sicuramente una delle migliori partenze che potessimo chiedere, 2 vittorie le prime 2 giornate. Da morale, da fiducia, e comunque vedi ripagato tutto lo sforzo che hai fatto in prestagione, gli allenamenti duri, il caldo, insomma è sicuramente la giusta dose di energia positiva, di morale che ci serve per iniziare bene la stagione. Benvenuti carico? Sì, siamo tutti molto carichi. Tommaso Benvenuti, abbiamo sentito molto carico come tutta la squadra naturalmente. Si comincia sabato contro gli Scarlets, dicevamo, poi ci saranno gli Ospreys ancora in trasferta a Swansea e ad Edimburgo in Scozia, quindi 3 trasferte che terranno lontano da Monigo appunto il Benetton Rugby. Sempre per quanto riguarda il rugby italiano, sabato parte il top 12 campionato italiano con 6 squadre venete. Sono Padova, Rovigo, Valsugana, San Donà, Mogliano e Verona. In bocca al lupo naturalmente per un campionato italiano sempre molto allettante e molto bello, questo top 12. Con questa notizia termina il nostro appuntamento, rimaniamo su questa inquadratura, termina il nostro appuntamento con l'informazione sportiva. Noi ci risentiamo domani, sarà l'ultima puntata della settimana, poi andremo a vivere un weekend piuttosto intenso con attività per quanto riguarda le partite, le gare che seguiremo per voi. A tutti una buona serata.